troviamo all'interno della regata 1001 una vela, una regata internazionale dedicata alle università dove partecipano degli studenti su barche autocostruite. Queste barche hanno la peculiarità di essere realizzate con materiali ecocompatibili, con materiali sostenibili e quindi da questo punto di vista rappresentano un'importante innovazione in termini proprio di sostenibilità ambientali della vela. Il progetto è nato nel 2019, poi c'è stata una pausa forzata dovuta chiaramente al Covid e siamo tornati carichissimi nel 2020, abbiamo fatto la nostra prima barca e abbiamo partecipato alla regata dell'università, che è appunto la 1001 vela. E siamo andati in Sicilia, a Mondello, e un po' a sorpresa abbiamo battuto tutti e ci siamo aggiudicati la vittoria. Poi il progetto è andato avanti nel corso degli anni e siamo passati dalla nostra prima barca in legno, che è stata il modello su cui abbiamo costruito uno stampo, e poi la seconda barca in fibra di lino, che è un composito naturale innovativo che al posto della fibra di vetro appunto utilizza il lino accoppiato con la resina epossidica per creare un composito dalle ottime prestazioni che però comunque è più sostenibile sia rispetto al vetro che rispetto al classico carbonio. Può battersela in mare tranquillamente con scafi in vetroresina e scafi in fibra di carbonio. Bella a tutti ragazzi, un saluto a Isabella Modonese, dal Lab Eco Sailing Laboratory. Quando si parla di mare prende sempre una visione molto romantica, si pensa sempre alla vela, all'andare trasportati diciamo solo dal vento, immersi nella natura. Purtroppo l'industria nautica ha un impatto veramente ingente e quindi il contatto con la natura che il velista può avere si perde. Tutti i materiali che vengono utilizzati per fare imbarcazioni poi non possono essere smaltiti correttamente. Sto parlando ovviamente della vetroresina, del carbonio, che sono due dei materiali più comuni nella nautica al giorno d'oggi. E ovviamente noi nelle nostre competizioni, specialmente nella 1001 Vela Cup, abbiamo dei vincoli di ecosostenibilità. Il 75% del peso dei materiali utilizzati per le nostre imbarcazioni deve essere o di origine naturale o riciclabile. E la matrice di fondo è quello di rendere un mondo migliore, ecosostenibile e sensibilizzare le persone a quello che è comunque la tematica che ruota attorno al mare, alla nautica, al navale. Quest'anno sono andato al Salone Nautico di Venezia e ci ha molto impressionato come le vecchie ma anche nuove generazioni si siano interessate non solo da un lato propriamente innovativo e di voglia di fare, ma anche per le proposte che mettiamo in campo, e quindi un tentativo di andare a trovare un'alternativa al materiale sempre più utilizzato nel campo della nautica, che è la vetroresina, e noi ciò lo troviamo nella fibra di lino. L'Università di Trieste sostiene queste iniziative che hanno delle importanti ricadute sia dal punto di vista dell'offerta formativa che dal punto di vista della ricerca. I ragazzi si trovano a dover risolvere dei problemi e fare dei progetti che non si limitano soltanto alla parte teorica, ma c'è bisogno di anche un confronto con quello che sarà poi lo sviluppo del prototipo, quindi un confronto sul campo delle loro idee. Tanti di noi si occupano a livello teorico di progettazione, come di comunicazione, eccetera, eccetera, però
tutti noi siamo in cantiere lì a scartavetrare, a mettere le mani, a capire come funzionano le cose, e questo è fondamentale perché anche noi siamo entrate ormai è il secondo anno che siamo dentro il team e abbiamo visto l'evoluzione di questo team, abbiamo visto come anche i ragazzi che c'erano prima hanno passato le loro conoscenze a quelli che venivano dopo. È come una piccola bottega dove i più grandi trasmettono le loro competenze acquisite ai più piccoli e tutti insieme impariamo, tutti insieme mettiamo le mani dentro. È veramente una bellissima realtà di cui andiamo molto molto fieri. Una cosa veramente notevole che siamo riusciti ad ottenere quest'anno attraverso un percorso di ottimizzazione che ormai dura vari anni è uno scafo di un'imbarcazione in lino che pesa soltanto 21 kg. E questo è un risultato veramente eccezionale, siamo orgogliosissimi. Esatto. E getta delle basi solide che ci fanno sperare bene, perché l'anno prossimo vorremmo fare una barca foilante, ovvero un MOT, che in genere sono fatti in carbonio, ma noi punteremo a farlo in lino. Noi abbiamo conosciuto Fabio e Andrea, due ragazzi che hanno creato una startup che appunto si prefigge di creare delle barche in lino, quindi utilizzare lo stesso materiale che usiamo noi con una resina particolare che consente di recuperare la barca a fine vita della barca appunto. Noi li abbiamo conosciuti comunque bazzicando la zona qui del Golfo di Trieste, ci si conosce un po' tutti, fra velisti eccetera, e sono stati subito molto disponibili con noi, ci hanno coinvolto, ci hanno mostrato appunto il loro progetto, le fasi di produzione, ci hanno dato dei consigli molto utili per iniziare anche noi nel mondo dei compositi naturali, per cui si è stabilito insomma negli anni un bel rapporto, un bel legame, finché abbiamo deciso di portare la regata qui a Monfalcone. Siamo qui al 1001 Vela Cup con degli amici di lunga data, anche perché comunque all'università ho fatto parte del team dell'Università di Padova, dove ho studiato. Dopo essere uscito ho fatto dei lavori in ambiente nautico. 2 anni fa il nuovo team velico di Trieste ci ha contattato per poter fare delle collaborazioni per sviluppare dei materiali utili per la 1001 Vela per loro e utili per la nostra barca per noi. Io sono Andrea Paduano, sono il cofondatore di una startup innovativa del Friuli Venezia Giulia che produce barche riciclabili ed ecosostenibili. Abbiamo iniziato a fare comprando vari campioni di resine, vari tessuti, chiedendo in giro se c'erano dei campioni disponibili e abbiamo iniziato a fare le prime prove. Dopo circa 4 mesi da quando avevamo iniziato siamo riusciti ad avere una mattonella di materiale composito che soddisfaceva le nostre richieste, cioè doveva essere leggera, resistente e soprattutto riciclabile. Abbiamo fatto un video molto carino in cui questa mattonella la prendiamo e la mettiamo in un solvente, lasciamo lì 24 ore e il giorno dopo possiamo prendere tutti i pezzi singoli e sono esattamente come nuovi. E alla fine in 2 anni abbiamo presentato la nostra imbarcazione di 7,70 m, completamente riciclabile. Ad agosto di quest'anno ha vinto il campionato italiano di mini altura, quindi diciamo che siamo riusciti a dimostrare che sostenibile e vincente possono essere sinonimi. E quindi per la prima volta nella storia una barca completamente riciclabile ha vinto un campionato italiano.